Oggi è mercoledì 20 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:44 e tramonta alle 16:46. La luna si leva alle 21:08 e cala alle 11:29. Oggi si celebra Sant'Ottavio. Il nome Ottavio deriva dal latino Octavius, che originariamente veniva imposto all'8° figlio. Oggi, 20 novembre, è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite è stata approvata il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge numero 176. Trattato nazionale in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche nella storia. Riconosce ai bambini e alle bambine il diritto di essere trattati con dignità e correttezza per partecipare alla società sviluppando appieno le proprie potenzialità. Compie 69 anni l'attrice Angela Finocchiaro. Inizia la sua carriera in teatro, ma lavora anche in televisione, sia in fiction sia in trasmissioni. Vince 2 volte il David di Donatello per La bestia nel cuore e Mio fratello e figlio unico. Tra il 2013 e il 2014 è stata uno dei personaggi dei film Indovina chi viene a Natale e Un boss in salotto. Nel 2015 è in scena a teatro con Calendar Girls. Nel 2022 la ritroviamo in Natale a tutti i costi. Auguri anche al regista Mario Martone, che oggi festeggia 65 anni. Nel 92 vince il David, il premio della giuria alla Mostra di Venezia, con il film Morte di un matematico napoletano. Tra le ultime opere, nel 2014 presenta al Festival di Venezia il film Il giovane favoloso. Nel 2018 esce il suo lungometraggio Capri Revolution. Nel 2022 Nostalgia e nel 2023 il documentario Laggiù qualcuno mi ama. E infine auguri al 46esimo presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che oggi compie 82 anni. Ricopre molti ruoli politici, anche quello di vicepresidente durante 2 mandati di Barack Obama. Alle elezioni presidenziali del 2020 ricevette oltre 81 milioni di voti, prevalendo sul capo di Stato uscente Donald Trump. Entrato in carica all'età di 78 anni, Joe Biden è il più anziano presidente degli Stati Uniti mai eletto. La figlia di re Giorgio VI, Elisabetta, e il conte Filippo di Edimburgo si sposano nella abbazia di Westminster il 20 novembre del 1947. Lei ha 21 anni, lui 26, un matrimonio da record, uno dei più longevi della storia delle monarchie, durato 73 anni e 71 giorni. Che siano tortore, rondini o piccioni, perché questi animali possono stare sui cavi elettrici senza prendere la scossa? Perché hanno entrambe le zampe poggiate su un unico cavo in cui scorre corrente, ed in questi casi si dice che la differenza di potenziale fra le zampe è nulla, quindi è come se la corrente li evitasse, proseguendo invece lungo il cavo elettrico. Se invece dovessero ipoteticamente poggiare una zampa su un filo e una sull'altro, allora risentirebbero del passaggio di corrente, e quella sarebbe sicuramente un'altra storia. Buongiorno ai 12, oggi una splendida luna in Cancro con l'aiuto di Nettuno e del Sole tenta di mettere pace e sogni e dolcezza a tutto lo zodiaco. Vediamo come. Ariete. Per voi la luna in Cancro non è assolutamente un'amica, anzi a volte potrebbe confondere un po' l'ambito familiare e quello lavorativo. Cercate sempre di farvi capire. Mercurio è dalla vostra, quindi la vostra parola sarà alquanto carismatica, spiegatevi. Toro.
La giornata oggi prevede una luna molto amica, una luna tra l'altro che fa pace con il sole dando forza, anche se in opposizione, ma spingendovi assolutamente a cambiare qualcosa della vostra vita. Nettuno invece, molto amico, tenta di rabbonire qualcosa del passato che vi sembra vi sia sfuggito. Gemelli, la giornata di oggi prevede ancora il vostro Mercurio opposto a Giove nei vostri gradi, ma ben altri reticolati zodiacali stanno agendo per voi, in particolare la Luna, che vi darà una visione più chiara e ampia sia in ambito lavorativo che in quello pratico ed economico. Leone, la giornata di oggi prevede delle tensioni con la nuova configurazione di Plutone in Acquario. Marte è ancora in opposizione e dovrete cercare di capire cosa nella posizione in cui siete potete fare per ottimizzare il tutto, ed è proprio il Sole in Scorpione che fa punto di talete, quindi puntate tutto su di voi, abbiate fiducia nella vostra capacità di trasformare le cose. Vergine, una giornata assolutamente all'insegna di una luna amicale piena di amici e di contatti che vi fa sperare comunque che qualcosa possa andare in maniera circolare, di comune accordo, più ammorbiditi e con meno ansia da prestazione. Assolutamente state affrontando questa parte della vostra vita in una maniera molto più serena. Bilancia, la giornata oggi prevede ancora la quadratura della Venere, il suo passaggio in Capricorno è assolutamente molto ferreo, ma il suo accordo con Saturno vuole farvi puntare ad un amore un po' più stabile, a qualcosa di più bilanciato nel tempo che vi possa accompagnare e dare sicurezza. Questo è il vostro anelito. Scorpione, una giornata oggi che prevede 2 trigoni eccezionali, quello con Nettuno che alimenterà i sogni, la fantasia, ma soprattutto vi aiuterà a domare il caos, e quello con la Luna molto amica che vi fa assolutamente intuitivi e che oggi vi riserva un incontro tanto inaspettato quanto fortunato ed intrigante. Sagittario, giornata oggi che prevede sempre un Mercurio che tenta di non farsi confondere dalle aspettative di Giove, soprattutto in famiglia e nell'amore, che dovete sistemare alcune cose e chiarire le vostre motivazioni. Non fidatevi degli amori del passato. Capricorno, giornata oggi che prevede il vostro primo giorno di liberazione da Plutone dopo tanti anni. La sensazione di sentirsi più leggeri è con una Venere che vuole assolutamente concentrarsi sull'amore e sul futuro affettivo. Acquario, oggi è il vostro primo giorno di collaudo con un Plutone che non uscirà più dai vostri gradi fino al 2044, quindi il pianeta del potere e del carisma è totalmente a vostra disposizione per trasformare le cose. E non appena entrato nei vostri gradi, il suo scontro con Marte vi farà decidere di eliminare per sempre alcune cose della vostra vita che non funzionano più. In amore si avvicenda una rivoluzione di cui presto vedrete gli effetti. Pesci, ottimo accordo oggi da Saturno con Venere in Capricorno, voi ospitate il pianeta degli anelli, e oggi anche Nettuno da spettacolo, anch'esso nei vostri gradi, con un trigono alla Luna e al Sole. Giornata fortunatissima oggi e piena di grandi soddisfazioni. Volevo portare in patria il dipinto di Leonardo. Questo dichiarò Vincenzo Perugia, famoso per aver compiuto uno dei furti più incredibili del Novecento. Operaio al servizio del Louvre, il 20 novembre del 1911 nascose la Gioconda dentro il cappotto e la portò via, appendendola poi nella sua cucina. 28 mesi dopo il furto, Perugia fu arrestato. In inglese, per parlare di qualcosa di inaspettato che è arrivato all'improvviso, si utilizza l'espressione bolt from the blue, che ha lo stesso significato del nostro fulmine al ciel sereno. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il pittore Giorgio De Chirico. Appena uscito da una dolorosa malattia, comincia a soffrire di emicranie con aura, il complesso di sintomi che di solito annunciano un attacco di cefalea.
Il jamais vu, una paramnesia, è più volte al centro delle visioni di De Chirico. Guardare il mondo e i suoi dettagli come se fosse la prima volta permette di cogliere elementi prossimi alla vera natura delle cose. Biscotti rigati e forme di pane trovano posto nei suoi interni metafisici, accanto a manichini, strumenti da disegno e giochi infantili. Il non senso della vita viene da lui tramutato in arte, anche grazie alle sue crisi, i sogni lucidi legati al disturbo di cui soffre. Ci salutiamo con la frase del giorno. Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi. Quindi sperimentate, cercate soluzioni nuove, cercate di stupirvi anche con le piccole cose che vi circondano e vi accadono durante il giorno. Che questo mercoledì abbia inizio. Buona giornata dalla vostra Martina.